ringraziamo il nostro fratello. Allora un grande applauso per il presidente del Venezuela, Hugo Chávez, che ha avuto il coraggio di mandare via l'ambasciato dal Stato israeliano, perché la causa palestinese non è una causa musulmana, non è una causa araba, non è una causa cristiana, è una causa mondiale, umana, è una causa umana. Quelli che stanno morendo sono uomini, bambini, donne, non solo il mondo musulmano deve protestare, ma tutto il mondo. E un grande applauso di nuovo per il presidente del Venezuela. Abbiamo con noi fratello Luca, che è del Metropolis, che ha il suo intervento in questa situazione. Ciao a tutti, io volevo leggervi una testimonianza di un italiano, un attivista dell'International Solidarity Movement, che è l'unico italiano che ancora si trova a Gaza. Si chiama Vittorio Arrigoni ed era con me e con altre persone qua di Verona, a cui voglio molto bene, in Palestina, nei territori occupati nel 2003. È un po' vecchio, per cui i numeri, le cifre che ci sono un po' datati, è dell'8 gennaio di quest'anno. Sfilano timorosi con gli occhi rivolti in alto, arresi da un cielo che piove su di loro terrore e morte, timorosi della terra che continua a tremare sotto ogni passo, che crea crateri dove prima c'erano le case, le scuole, le università, i mercati, gli ospedali, seppellendo per sempre le loro vite. Ho visto carovane di palestinesi disperati sfollare da Jabalia, da Beit Hanun e da tutti i campi profughi di Gaza ed andare ad affollare le scuole delle Nazioni Unite come terremotati, come vittime di uno tsunami che giorno per giorno sta inghiottendo la striscia di Gaza e la sua popolazione civile, senza pietà, senza alcuna minima osservazione dei diritti umani delle convenzioni di Ginevra, soprattutto senza che nessun governo occidentale muova un solo dito per fermare questi massacri, per inviare qui personale medico, per arrestare il genocidio di cui si sta macchiando Israele in queste ore. Continuano gli attacchi indiscriminati a ospedali e a personale medico. Ieri, dopo aver lasciato l'ospedale di Al Auda a Jabilia, ho ricevuto una telefonata da Alberto, compagno spagnolo dell'ISM. Una bomba è caduta sull'ospedale. Abu Mohamed, infermiere, è rimasto seriamente ferito al capo. Giusto poco prima, con Abu Mohamed, comunista, davanti a un caffè ascoltavo l'eroica gestica dei leaders del Fronte Popolare, i suoi miti, George Abbas, Abu Ali Mustafa, Ahmad al-Sadat. Gli si erano illuminati gli occhi a sapere che le prime nozioni di cosa fosse la Palestina e della sua immensa tragedia mi erano state impartite dai miei genitori, comunisti. Da mia madre Raissa, sindaco di un paese del nord Italia. Mi aveva chiesto quali erano i leader di sinistra italiani veramente rivoluzionari del passato, gli avevo risposto Antonio Gramsci. E quelli di oggi? Mi ero preso del tempo, gli avrei risposto oggi. Abu Mohamed giace ora in coma nello stesso ospedale dove lavorava, si è risparmiato la mia deludente risposta. Verso mezzanotte ho ricevuto un'altra chiamata, questa volta da Eva. L'edificio in cui si trovava era sotto attacco. Conosco bene anche quel palazzo al centro di Gaza City. Ci ho passato una notte con alcuni amici fotoreporters palestinesi. È la sede dei principali media che stanno cercando di raccontare con immagini e parole la catastrofe naturale che ci ha colpito da 10 giorni. Reuters, Fox News, Russia Today e decine di altre agenzie locali e non, sotto il fuoco di 7 razzi partiti da un elicottero israeliano. Sono riusciti a evacuare tutti in tempo prima di rimanere seriamente feriti. I cameraman, i fotografi, i reporters, tutti i palestinesi dal momento in cui Israele non permette a giornalisti internazionali di mettere piede a Gaza. Non ci sono obiettivi strategici attorno a quel palazzo, né resistenza che combatte l'avanzata dei mortiferi blindati israeliani, ben più a nord. Chiaramente qualcuno a Tel Aviv non riesce a digerire le immagini dei massacri di civili che si sovrappongono a quelle dei briefing dei colonnelli israeliani, con rinfresco offerto per i giornalisti prezzolati. Tramite queste conferenze stampa stanno dichiarando al mondo che gli obiettivi delle bombe sono solo i terroristi di Hamas e non quei bambini orrendamente mutilati che tiriamo fuori ogni giorno dalle macerie. A Zetun, una decina di chilometri da Jabalia, un edificio bombardato e crollato sopra una famiglia, una decina le vittime. Le ambulanze hanno atteso diverse ore prima di poter correre sul posto. I militari continuano a spararci contro. Sparano alle ambulanze, bombardano gli ospedali. Pochi giorni fa, collegato durante un microfono aperto
di una nota emittente radiofonica milanese, una pacifista israeliana mi aveva detto a chiare lettere che questa è una guerra dove le due parti contrapposte utilizzano tutte le loro armi a disposizione. Invito allora Israele a sganciarci addosso una delle sue tante bombe atomiche che tiene segretamente stivate contro tutti i trattati di non proliferazione nucleare. Ci tiri addosso la bomba risolutiva, terminino l'inumana agonia di migliaia di corpi maciullati in agonia nelle corsie sovraffollate degli ospedali che ho visitato. Ho scattato alcune fotografie in bianco e nero ieri, alle carovane di carretti trascinati dai muli, carichi all'inverosimile di bambini sventolanti un drappo bianco rivolto verso il cielo, i volti pallidi, terrorizzati. Riguardando oggi quegli scatti di profughi in fuga mi sono corsi i brividi lungo la schiena. Se potessero essere sovrapposte a quelle fotografie che testimoniano la Nakba del 1948, la catastrofe palestinese, coinciderebbero perfettamente. Nel vile immobilismo di stati e governi che si definiscono democratici c'è una nuova catastrofe in corso in queste parti, una nuova Nakba, una nuova pulizia etnica che sta colpendo la popolazione palestinese. Fino a qualche istante si contavano 650 morti, 153 bambini uccisi, più di 3.000 feriti e decine e decine dispersi. Il computo delle morti civili in Israele fortunatamente rimane fermo a quota 4. Dopo questo pomeriggio il bilancio sul versante palestinese va drammaticamente aggiornato. L'esercito israeliano ha iniziato a bombardare le scuole delle Nazioni Unite, le stesse che stavano raccogliendo i migliaia di sfollati evacuati dietro minaccia di un imminente attacco. Li hanno scacciati dai campi profughi, dai villaggi, solo per la... In pochi istanti se ne sono andati uomini anziani, donne, bambini che si credevano al sicuro dietro le mura dipinte in blu con i loghi dell'ONU. Le altre 20 scuole delle Nazioni Unite tremano, non c'è via di scampo nella striscia di Gaza. Non si... L'intifada vincerà, Israele!